Serge Granier, siamo in compagnia di Serge Granier, che è di Narbona. Di Narbona. E ti occupi del Cercle Occità di Narbona? Sono uno dei membri del consiglio d'amministrazione del Cercle Occità di Narbona. E tu sei professore d'Occità e militante per la lingua? Professore d'Occità, Maiumens, infine Camponi e militante per la lingua a Codempei l'anno 70 a Paupres. Dico-me, une réunion qui parle d'une lei per l'Occità, d'abord une lei votata per un Parlement démocratiquement élégit, è un événement per la langue, di l'histoire della langue. Naturalmente. Alors, c'est qu'elle passe pas d'illusion, la situation en Catalogne Sud est complètement différente de la situation en Occitanie française. Donc, las causas las calpas comparame ce que se pourrait passer ici. Alors, mi sembra che è sicuro che questa lei catalana è forse importante direttamente e indirettamente perché d'un costato ufficializza il català in tutta Catalogna, ha delle conseguenze triple, d'un costato din la Val d'Aran, on se parla una variante dell'Occitan, secondo me din Catalogna tutto e tresenamente ha delle conseguenze entre Catalogna, Occitania in Francia e in Italia e ha mai delle conseguenze internazionali, so che fa che verdaderamente che conta fosse importante. També, els catalans nous expliquent dins un Parlement que l'Occità n'est pas simplement l'enseignement ou simplement la culture, c'est també un acte politique. Sai pas così che interpretare, noi io credo che la lingua è una causa e la politica è chi con mai. E pensi che la struttura politica può giocare o pas in favore della lingua, ma credo che mai in stato centralista pur io abbia una politica linguistica diversa, ben pas di contraddizioni di là. Si, mais d'accord, effectivement, mais c'est un acte, c'est-à-dire c'est une volonté des personnels politiques de faire une avancée à la pluralité linguistique. Naturalmente. La buttatura di questa lei catalana mostra una coscienza e una volontà clara dei catalani di applicare una democrazia linguistica verdaderamente clara. È evidente che lo ricaldeva il capello. Dans la langue de Grossillo, c'est difficile de présenter la lei al Conseil régional à Montpellier. En Mezzo-Pirineo han presentat la lei al Conseil régional dedins l'hostal del Consell Regional. A Marsella han presentat la lei dins un altre endret. Est-ce que penses que seria bo de presentar aquesta lei a Nice, a Auvergne, en Limousin o a Bordeaux, dins d'endrets que són, poc importa l'endret si és oficial o pas, mais de multiplicar la presentació d'aquesta lei? Dipende dalla presa di coscienza del mondo dell'endreit. Pensi che hi ha encara forza a fare da parte degli occitanisti per sensibilizzare la gente alla lingua, all'unità, hi ha encara un fin del mondo che su encaro presuniers des pregiudiats del temps de la Tresena Repubblica e che nessun encaro all'idea di patuè, eccetera, eccetera. Salvei la cupo che nu vendi catalan aderembegen en trompo lovi pur de nostre plan Copo santo e versanto vieggia
a plein bord, puis diabolis estrambord, et en avant di fort.